Per il TG Plus Riccardo Barbisan, insomma hai riconquistato il tuo seggio in Consiglio regionale dopo 5 anni, più avanti capiremo anche il tuo ruolo, l'emozione di tornare qui a Palazzo Ferrofini. Beh, è un'emozione particolare perché è tutto così uguale, tutto così diverso rispetto a 5 anni fa, pare che sia passata un'eternità, invece erano solo 5 anni, ho ritrovato tante persone molto dedite all'attività del Consiglio, dipendenti che hanno sempre dimostrato grande attaccamento all'istituzione e ci hanno sempre dato grande supporto come consiglieri regionali, e ritrovarli è stato per me un motivo di gioia, rivederli ancora qui a servizio di questa importante istituzione, è stato bello ritrovare l'intera famiglia, direi, del Consiglio regionale. Un nuovo inizio, una nuova ripartenza, un nuovo presidente giovane con le idee molto chiare. Sì, abbiamo sostenuto la candidatura di questo ragazzo di 33 anni, mai così giovane ma mai così esperto come Alberto Stefani. Sappiamo che ha fatto il sindaco del suo comune, già 2 volte parlamentare, commissario della Lega in Veneto, eletto segretario regionale della Lega in Veneto, una persona secondo me straordinaria, della quale io ho capito le qualità fin da subito quando mi sono avvicinato a lui per la prima volta. Sta dando fin da subito il meglio di se stesso, per quanto riguarda la squadra ci sta richiamando alla grande compattezza, come dice lui, ad avere solo occhi e cuore per il Veneto, e noi lo vogliamo ripagare facendo proprio questo, avendo solo occhi e cuore per il Veneto. C'è stato un testa a testa anche per te, Riccardo Barbisan, sei assessore o capogruppo, alla fine? No, beh, come si è visto non farò l'assessore, se ne era un attimo parlato, ma io da quando ho iniziato la mia avventura per le elezioni regionali avevo già concordato con Alberto Stefani che il mio posto sarebbe stato in Consiglio regionale. Come capogruppo? Adesso diciamo che le comunicazioni ufficiali avverranno tra pochi minuti e poche ore. Ultimissima cosa, sappiamo che devi scappare. Treviso, fra 2 anni si torna al voto, anche lì si riparte con una nuova campagna elettorale. Si parte al voto comunque con una grande squadra, avevamo detto che le elezioni regionali per noi erano le elezioni di mid-term, volevamo testare, e l'abbiamo detto perché volevamo testare il polso dell'elettorato trevigiano non solo sulle questioni regionali, ma abbiamo chiesto anche un voto come amministrazione, un voto che è andato bene al di là di ogni aspettativa, e quindi noi pensiamo di poter tra 2 anni, quando sarà circa più o meno, insomma, presentare un candidato sindaco della Lega, una persona che magari abbia già amministrato il comune, una persona che abbia una certa esperienza. Non vorrei fare l'identikit perché di persone ce ne sono più di una, poi non spetta a me assolutamente sceglierlo, ma credo che questa persona che potrà aprire un nuovo cammino insieme con il supporto di Mario Conte, del sindaco attuale, che sta facendo un lavoro egregio che i cittadini trevigiani testimoniano, potrà dare grande speranza a Treviso anche per i prossimi 10 anni.